Ciao ragazzi, un buon calice di lambrusco, il salame affettato e già questo deve farvi capire dove mi trovo. Mi trovo in provincia di Mantova, per la precisione a Magnacavallo, vicino a Ostiglia. Sono nell'azienda agricola di Luca Bottura, un giovane imprenditore agricolo dal quale sono venuto non tanto per vedere la raccolta dei prodotti orticoli, perché obiettivamente non è ancora stagione, e allora ne ho approfittato per capirne di più di cosa significa fare questo mestiere, la filosofia che c'è dietro, le competenze tecniche necessarie anche e soprattutto quando non si è in raccolta e i sapori che di conseguenza escono dalle sue mani e dalla sua terra. E partiamo dal vigneto, perché questa è terra di produzione del lambrusco, una terra storica di produzione, come sentirete tra poco di Luca. Il vigneto che lui non chiama così, lo chiama in un altro modo. Qua vi ho portato nel mio giardino. Addirittura il giardino? Sì, dai, il mio secondo giardino, ci tengo molto, insomma è la mia passione questa, ecco. Che varietà coltivi? Allora, qua abbiamo Ancellotta e abbiamo là in fondo Ruberti, Lambruschi Roberti. Vedo piante giovani se non sbaglio, vero? Sì, sono piante che hanno 5 anni e il primo impianto ha quasi 6 anni. La viticoltura qui è una tradizione? Sì, la viticoltura qua è una tradizione sin dal 1400. Ci sono anche fonti storiche dove i Gonzaga raccoglievano uvaggi qua in questa zona, proprio in questa zona. E anche dalle cartografie del territorio e dai piani culturali di una volta abbiamo visto che questo fondo era un fondo vitivinicolo e abbiamo voluto riprendere in mano la storia, vista anche la passione, e abbiamo impiantato della vigna. Ma riprendere in mano vuol dire che era stata abbandonata la vigna? Sì, è stata abbandonata a causa anche della fillossera, a causa di fitopatie, a causa di malattie e anche a causa degli eventi storici poi che hanno portato poi all'abbandono anche in parte della coltivazione dei suoli durante la seconda guerra mondiale. Perché lo definisci un giardino? Definisco un giardino innanzitutto perché qua noi facciamo lavorazioni, non facciamo diserbi interfilari, ma facciamo solo lavorazioni meccaniche per estirpare le malerbe, quindi togliamo il terreno e lo rimettiamo. Certo, sono da fare più passaggi, però non utilizziamo diserbanti. E questo è una scelta? Sì, questa è una scelta, innanzitutto perché vinificando una parte del nostro prodotto non ci ritroviamo al suo interno principi attivi che possono essere dannosi, che possono andare comunque a sfasare le nostre fermentazioni e che non vanno bene dal punto di vista salutare al consumatore, ovviamente. Ecco. Quante bottiglie produci? Ne facciamo 3.000 circa di una tipologia che è un lambrusco semisecco e altre 3.000 circa di un lambrusco più amabile. E cosa si prova ad aver riportato una tradizione nella tua terra? Allora si prova innanzitutto un senso di responsabilità, perché si ha il compito di farlo in un certo modo e di tramandarlo oltre che di farlo, e in maniera che resti questa cosa, perché ripeto, le nostre zone sono sempre state vocate alla coltivazione delle uve da lambrusco, e questa è una cosa importante. Proprio buono questo lambrusco. Ragazzi, mi trovo davanti a un mare verde. Qui davanti a me c'è una distesa di trifoglio che a sua volta è l'espressione di una pratica agricola antichissima, la tecnica della rotazione agraria. Perché si fa questo? Perché Luca lo fa? Per garantire la fertilità del terreno nel corso degli anni, per salvaguardarne le potenzialità organolettiche e nutrizionali, quindi per potersi garantire le coltivazioni negli anni successivi. Ed è una pratica che richiede conoscenza, esperienza e competenza ed è importante non soltanto per la sua di attività, ma un po' per tutto il comprensorio agricolo locale e mantovano in genere. E adesso scopriamo insieme perché. Tanto vado avanti, se no si scalda. Un'altra cosa che contraddistingue la mia azienda sono le rotazioni culturali che facciamo e che ci teniamo a fare in maniera da tenere la fertilità del terreno. Qua vedete un medicaio che ha 2 anni, lo sfalcio lo diamo alle stalle che producono parmigiano reggiano. Abbiamo altri terreni dove facciamo sempre
la stessa cosa in maniera da farli riposare, perché dopo metteremo grano e successivamente cucurbitacee come la zucca. Visto che siamo specializzati nella produzione di zucche, mantenere la fertilità del suolo è molto importante e quindi noi le rotazioni le facciamo sia mettendo il medicaio sia mettendo del grano. Un medicaio, la rotazione in genere, non è importante solo per voi? Assolutamente no, è importante anche per tutti gli insetti che ci sono, comprese le api. Quindi cerchiamo di conservare un po' tutto. In più preserva comunque l'agricoltura e preserva i suoli. È un valore difficile da mantenere, conservare e da far capire? Sì, abbastanza, anche perché ci sono un insieme di tecniche culturali da rispettare e di obblighi che non sono semplici. Questo è un lavoro che non si vede, no? Materialmente, perché non diventa un prodotto No, da assolutamente mangiare. no. Sono lavori che non li vedi, li fai, non si vedono in generale, ma ripeto, abbiamo sia delle regole da rispettare, ma abbiamo anche il clima che ci condiziona. Io noto una grande passione in quello che fai, Luca. Sì. Da dove nasce? Allora, la passione nasce dai miei nonni che mi hanno tramandato, insomma, col fare del tempo e mano a mano che crescevo. E dopodiché, avendo studiato sempre agraria, mi sono specializzato, insomma, qua a casa mia e come imprenditore agricolo. Il vigneto, quindi il lambrusco, poi la rotazione con il trifoglio e poi le produzioni orticole. Non è ancora stagione di raccolta, come dicevo all'inizio, però nei campi gli ortaggi stanno crescendo, per esempio le cipolle, questa è zona tipica. Ma oltre a questo c'è anche una produzione importante di grano per ottenere delle farine. Hanno recentemente acquistato un mulino e trasformano il grano in farine, come vedete qui, con la creazione anche di prodotti buonissimi. Quindi andiamo ad affrontare anche quest'ultimo aspetto nella produzione di Luca. Qua siamo nella parte nord del paese di Magnacavallo, vicino al Po. Qua abbiamo terreni un po' più sciolti, dove abbiamo i terreni un po' più fertili, coltiviamo la nostra cipolla. Quindi abbiamo circa 3 ettari e cipolla rossa e dorata. È un frutto del Po allora? Sì, si è sempre fatta la cipolla in questi areali, diciamo. Dopo un po' ha perso piede e noi siamo ritornati a farla anche perché abbiamo un commercio, insomma, molto elevato, molto importante. Ecco. Qua sono state seminate a fine di gennaio, primi di febbraio, sono ancora piccoline, però iniziano già a far fila. E il grano? Il grano ce l'abbiamo in questa zona, ce l'abbiamo al di là di questo campo, ce l'abbiamo anche dove abbiamo l'azienda e con il grano che abbiamo lo maciniamo e creiamo farine di diverse tipologie e anche altri prodotti particolari di nicchia. Luca, Sì. quanto ti piace fare questo lavoro? Tanto. Molto. Si vede e si sente. Meno male. E si sente anche dal profumo di questo lambrusco, è un qualcosa veramente di speciale. Lo potrete assaggiare anche voi, insieme magari alle striette, insieme a un salame giusto mantovano, siamo nella zona tipica. In occasione di Percorti e Cascine, 18 maggio, anche qui da Luca Bottura. Cincin ragazzi, adesso è tagliato al sole, bisogna mangiarlo. 18 maggio, ecco, acceleriamo i tempi perché insomma, sì, se no... Sì,